Siamo su uno spartiacque e da domani la responsabilità di ciascuno sarà fondamentale per non ritornare nell'abisso dell'epidemia. Il presidente della regione Luca Zaia scrive una lettera ai veneti in vista delle riaperture di domani per lanciare un forte appello alla coscienza dei cittadini nel rispettare le regole anticontagio che ormai tutti conosciamo e che valgono, ricorda Zaia, come un lockdown. Siamo chiamati ad una coabitazione intelligente e ragionata con il virus, finalizzata ad uscire definitivamente da questo incubo, scrive Zaia. A ben guardare, sono soltanto due gli scenari che abbiamo di fronte. Il primo è di accompagnare la società fino alla totale remissione del contagio, grazie al rispetto di poche semplici regole e alle vaccinazioni. Il secondo ha i contorni di un ritorno nell'abisso dell'epidemia, nella fase più buia della reinfezione. Nessuno ha in mano la sfera di cristallo per dirci con esattezza quale sarà il futuro che attende l'Italia ed il mondo. L'attenzione deve continuare ad essere massima. Ecco dunque che in questa lettera del 25 aprile il governatore si rivolge in particolare ai ragazzi che sono coinvolti su più fronti, in primis quello scolastico, e gli chiede di vigilare su tutte le forme di aggregazione all'aperto e di tenere sempre la mascherina correttamente indossata, perché se ad oggi pare che questo virus non abbia esiti sanitari particolarmente pesanti per la fascia più giovane della popolazione, è pur vero che i ragazzi costituiscono comunque una catena di trasmissione importante con esiti spesso assai pericolosi. Il sacrificio e l'attenzione che vi chiedo, conclude Zaia, lo dobbiamo ai nostri cari, ai veneti e al Veneto, e da questo virus, come la nostra storia ci insegna, ne usciremo.